Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, percorrendo la strada statale 125 nel tratto Olbia-Arzachena, sono diretto a Cannigione. Piccola realtà turistica prossima alla Costa Smeralda, vanta diverse splendide spiagge dove potersi rilassare ma anche praticare varie tipologie di sport acquatico. Andiamo avventurieri, scopriamo questo piccolo borgo ed in particolare la sua incantevole spiaggia delle piscine. Arrivati al borgo di Cannigione, nato come villaggio di pescatori, oggi è un borgo a vocazione turistica che possiede tutte le strutture ricettive necessarie per vivere una vacanza all'insegna del divertimento e del relax. Ora attraversiamo il lungomare che durante la stagione estiva si anima di bancarelle dove è possibile acquistare artigianato, prodotti locali, gioielleria, un po' di tutto insomma. Vedete, questo è il porto turistico. Noi proseguiamo per la strada provinciale 13 direzione Palau. Guardate che bellezza, un borgo quindi ricco di spiagge. Questa è la spiaggia più evidente del paese. Questo è il parco giochi, qui c'è una bellissima scultura al centro di quest'area verde. Noi continuiamo in direzione di Palau lungo questa litoranea che prende il nome appunto di strada provinciale 13 Le Saline. E come vedete può essere percorsa anche in bicicletta. Verso Palau per circa 5 km da Cannigione per raggiungere la nostra spiaggia chiamata Le Piscine o Li Piscini in gallurese. Dobbiamo raggiungere un parcheggio che viene chiamato La Lacciola, un parcheggio a pagamento per l'ingresso in spiaggia. Ecco qua l'ingresso proprio per la spiaggia avviene da questo parcheggio che durante la stagione estiva è a pagamento ed è chiamata area di sosta La Lacciola. È abbastanza ampio ma privo di servizi. Allora avventurieri, sono arrivato in quest'area di sosta che durante la stagione estiva ovviamente è a pagamento, come potete vedere dalle strisce blu, e da qui imbocco questo sentiero sterrato che in circa 150 metri ci conduce alla spiaggia delle Piscine. Seguitemi. Proseguiamo quindi lungo questo sentiero sterrato verso la spiaggia delle Piscine, un sentiero come vedete un po' disastrato per via delle precipitazioni invernali. Del resto siamo a gennaio, che però non è che venga ripristinato durante la stagione estiva, pertanto
sono spiagge bellissime ma sicuramente poco accessibili a chi ha problemi di mobilità. Mentre percorro questo sentiero sterrato vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, anche perché quest'anno ho intenzione di portare avanti una nuova serie chiamata Le spiagge nascoste, dove appunto visiterò quelle spiagge meno segnalate sulle cartine, sui siti web, dove però si può godere di un ottimo mare, soprattutto nelle giornate più affollate e ventose. Eccoci qua, ci siamo quasi. Wow, guardate che bellezza! Questa prima spiaggia sulla sinistra è la spiaggia, come potete vedere, dell'Urticedu, che in gallurese significa l'orticello, ovvero piccolo orto, forse perché proprio è una spiaggia riparata. Di solito l'orto viene coltivato in luoghi riparati dal vento. La spiaggia dell'Urticedu ha un arenile abbastanza roccioso, fatto quindi di scogli modellati dal vento, e la sabbia ha una consistenza medio fine. Guardate, è abbastanza grandicella, sono circa 150 metri di spiaggia. Ora ci spostiamo sulla sinistra e facciamo questo piccolo sentiero che ci conduce alla spiaggia delle piscine. Andiamo, avventurieri! Eccoci qui, siamo arrivati. Wow, guardate che bellezza! Questa è una vera e propria piscina a cielo aperto. Questa spiaggia porta il nome di Le Piscine perché è una spiaggia riparata da tutti i venti. L'unico vento ad infastidirla è lo scirocco, anche perché il suo fondale digrada dolcemente per svariati metri. Guardate, qui la sabbia ha una consistenza diversa rispetto all'altro lato, molto più fina, e una colorazione tendente al bianco. Guardate che acque strepitose, smeraldine e cristalline, mi viene la voglia di tuffarmi e siamo in pieno inverno. Bene avventurieri, in questa incantevole piscina del borgo turistico di Cannigione si conclude anche questa motoavventura. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, un vostro commento al riguardo. Condividete il video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!